Questa trasmissione è offerta da Aereco. Telespettatori di Telefriuli, bentornati qui al Punto e naturalmente bentornata anche il sindaco di Campoformido, la prima cittadina, la dottoressa Erika Furlani. Benvenuta Buongiorno. sindaco. Grazie. Bene, allora, la tangenziale sud finalmente si mette in moto, una vittoria anche in Campoformido, che avete ospitato questo summit, questo incontro, e naturalmente com'è andata sindaco? Allora, diciamo che è andata bene, ma non ci sono delle date perché non è facile prevedere. La Regione ci ha assicurato che entro la fine dell'anno manderà a Roma tutta la documentazione per la procedura di VIA che comunque va effettuata presso il Ministero delle Infrastrutture a Roma. Di solito i tempi sono circa 6 mesi, quindi diciamo metà dell'anno prossimo. Questi sono i tempi che la Regione ci ha dato. Noi speriamo che vengano mantenuti in maniera tale da procedere insomma, al più presto con la risoluzione di questo annoso problema che è il traffico nel centro di Campoformido. Ecco, ma mi pare che hanno risposto un po' tutti i comuni, no? Perché mi pare che tutti i Sì. comuni hanno la necessità di chiudere questa partita, che è una partita tra virgolette dolorosa dal punto di vista anche amministrativo, perché è partita molti anni fa e che attraversa delle località come Campoformido, Santa Caterina, Presidente di Prato, ma anche, cioè sull'asse Udine-Pordenone, che mi pare no? Che deve in qualche modo Noi chiudere. avevamo invitato tutti i sindaci interessati della tangenziale sud, avevamo invitato appunto il sindaco di Pasiano di Prato, di Basigliano, di Lestizza, di Pozzuolo, hanno partecipato tutti, avevamo invitato anche il sindaco di Udine perché anche lui comunque Certamente, è interessato. capofila, Perché, no? esatto. Sotto aspetto. Infatti li ho ringraziati più volte perché averli lì tutti presenti penso che sia stata un'occasione unica. Sì, anche per Campoformido, insomma, mi pare anche dal punto di vista politico una mossa molto importante che va sottolineata. Ecco, però sei anche alle prese col bilancio, con le risorse del personale, no? Mi pare col personale, con la vigilanza mi pare che vi siete portati avanti. E poi Sì. col bilancio, come sono le tasse, se ci spieghi un momentino, se i tuoi cittadini avranno avere un salasso o meno. Allora, noi non abbiamo aumentato l'addizionale IRPEF, l'abbiamo mantenuta costante come l'anno scorso l'avevamo ridotta. Per quanto riguarda il personale, adesso sta arrivando il quarto agente, si è chiuso il bando di mobilità, dico adesso ma sarà i primi di dicembre Sì, perché ma i comunque tempi insomma l'iter è tecnici, chiuso. comunque Ecco. chiudiamo, sì, abbiamo anche il comandante che è arrivato a maggio, noi siamo in convenzione col comune di Pozzuolo, e quindi abbiamo il comandante e entro i primi di dicembre avremo i 4 agenti nostri sul territorio di Campoformido. Quindi hai completato insomma, Sì. quello che era nelle aspettative dell'amministrazione, insomma, no? Quindi allora i cittadini di Campoformido possono stare tranquilli che le tasse non vengono aumentate in sostanza. Bene, poi ci sono dei lavori in corso, no? Dei lavori Sì. che state seguendo con... Allora, i lavori attualmente in corso sono la riqualificazione dell'illuminazione nella frazione di Bressa. La settimana scorsa è iniziato il secondo lotto e quindi si sta completando tutta la frazione di Bressa con l'illuminazione a LED. Entro Natale finiranno i lavori. Tra l'altro è una delibera proprio della settimana scorsa l'anticipazione dei lavori che intendevamo fare a Campoformido, che invece siccome abbiamo già la progettazione e i fondi, li anticipiamo al 2022, quindi possiamo già partire appena terminati insomma, il secondo lotto di Bressa. È già partita anche la progettazione di Villa Primavera, e quindi anche lì probabilmente riusciremo ad anticipare di qualche tempo i lavori per l'illuminazione, per la riqualificazione dell'illuminazione della frazione di Villa Primavera. Oltre a questo è stato portato a termine, per quanto riguarda le attrezzature sportive, è stato portato a termine la realizzazione del pozzo presso il campo sportivo di Basaldella e verso la metà di ottobre inizieranno i lavori per la sostituzione della recinzione del campo principale. Quindi anche lì un lavoro abbastanza importante perché insomma,
l'attività sportiva del 3 Stelle è un'attività molto fervente. Adesso mi dicevano la settimana scorsa che abbiamo avuto una riunione, hanno avuto un incremento degli iscritti e quindi hanno necessità di sistemare, insomma, i loro impianti. Tutte le società dopo la pandemia hanno avuto questa richiesta, perché le famiglie devono mandare i ragazzi un po' anche a divertirsi, a giocare, eccetera, e quindi quando un comune ha questa sensibilità è sempre una cosa molto positiva. Non tutti ce l'hanno, ma comunque mi pare che Campoformido si distingue bene. Sì, tra l'altro nel campo sportivo di Basaldella, approfittando di questi lavori qui, sostituiremo anche i fari e metteremo anche quelli a LED, quindi abbiamo già previsto la spesa appunto per ridurre le spese che la società sta in questo momento sostenendo, e quindi veniamo incontro anche in questo senso. Sì, bene. Poi ci sono degli eventi programmati sicuramente, no? Perché riprenderà un po' anche le associazioni, eccetera, ma mi pare che voi siete sempre attenti a questo, no? Perché... Allora sì, adesso partiranno con la domenica, mi sembra, le giornate del camminare, in collaborazione con Federtrack. Ci sono degli appuntamenti con l'Asinello Biagio, che non so se conoscete, ma... No, ma spiega che magari più di qualcuno arriva. L'Asinello Biagio è un'attività, dico un'attività perché Pierino Picco insieme a Laura Fagioli e all'Asinello Biagio fanno per tutta la stagione estiva l'attività a Forni di Sopra. Sono di Campoformido, sì, e quindi assieme a loro verranno organizzate anche delle passeggiate assieme all'Asinello Biagio. Era già stato fatto nel 2019, poi l'anno scorso causa Covid era stato tutto interrotto. Le riprendiamo quest'anno, ma non c'è solo quell'appuntamento lì. Sul sito del Comune di Campoformido verranno pubblicati di volta in volta tutti gli appuntamenti. Poi probabilmente anche si avvicinano alle feste di Natale, qualcosa fate sempre, insomma. Non mi pare. L'illuminazione grazie alla Proloco di Campoformido e al gruppo Insieme di Basaldella che fa Natale di Luce. Adesso vediamo se si riuscirà a fare un po' di attività collaterale, chiamiamola così, dovuta al Covid ovviamente. Vediamo se le restrizioni lo permetteranno. Poi anche a Bressa la Proloco aveva donato le luci presso in tutti i portoni del paese. Sì, sono passato, ho visto una cosa molto carina, molto caratteristica. Molto bella, molto carina, sì. Quindi allora la sinergia con l'associazione continua e quindi molto bene. Avete voi il segretario fisso o a scavalco, no? Nota dolente. Ecco. Tutti i sindaci, io lo allora, chiedo a tutti per capire un po' noi purtroppo il 30 di giugno è scaduta la convenzione che avevamo col Comune di Pozzuolo e col Comune di Torreano. Il segretario che avevamo può prendere comuni fino a 10.000 abitanti. La normativa precedente prevedeva che il comune capofila facesse il numero degli abitanti, invece subito dopo che noi abbiamo fatto la convenzione è diventata la somma degli abitanti di tutti i comuni che fanno parte della convenzione, e quindi scaduta la convenzione purtroppo il segretario non ha più potuto proseguire. Adesso abbiamo un segretario a scavalco che ci farà comunque uno scavalco lungo. Non è come avere il segretario nostro, perché avere un segretario lì presente risolve veramente tanti problemi, perché anche gli uffici tante volte hanno bisogno di un confronto, ma anche gli amministratori stessi, di una modalità di azione. È un comune ormai anche in espansione quindi adesso continua, stiamo... Purtroppo è un po' intanto spero che la Regione provveda in qualche maniera a liberare in qualche modo i segretari, perché ci sono appunto questi vincoli che forse come Regione autonoma potremmo anche superare. D'altro canto si sa che quando ci sono elezioni di solito c'è un po' di movimento di segretari, quindi adesso ci sono state queste amministrative. E qualcosa insomma arriverà. A primavera ce ne saranno altre, io spero di riuscire a trovare. Intanto la Regione ha messo in campo l'indennità dei sindaci nuova, ha incrementato un po' quello che poteva fare, perché insomma i bilanci sono quelli che sono, e anche per dare un po', per corroborare insomma il sindaco, perché il sindaco prende meno il consigliere regionale, però è in trincea ogni giorno col procuratore dietro la porta, e sappiamo, sai, tutte queste cose qua. E quindi cosa ne pensi, sindaco? Ma allora,
Intanto il lavoro del sindaco non è un lavoro, cioè non è che se il sindaco va in comune 2 ore al giorno, quello è il lavoro del sindaco, perché il sindaco lavora veramente 24 ore su 24, anche quando non è in comune. L'indennità di sindaco aumentata, beh, può solo che farmi piacere, certo, perché comunque se dico quanto prendevo prima, adesso sinceramente non lo so quant'è quella nuova perché erano arrivati gli arretrati e quindi sinceramente la cifra esatta non la conosco. Però se vi dico quant'è che prendevo prima, è più o meno lo stipendio di, non so, un operaio, quindi insomma mi pare che le responsabilità siano molto diverse. Ecco, ma la Regione sta parlando anche delle nuove province, no? Queste aree vaste, insomma, ogni tanto il tema esce, ogni tanto il tema torna, insomma, qualche volta il monitor sparisce dal monitor, ma ne parlate fra i sindaci? Avete qualche sentore appunto? Ma più che essere interessati, diciamo interessati ad aree vaste, quando ci interessa qualcosa e la condividiamo, troviamo il modo di fare delle convenzioni, no? Soprattutto con i comuni limitrofi. E il fatto di avere delle aree vaste o comunque delle, chiamiamole unioni di comuni, chiamiamole... Diciamo delle mini province, sì, delle perché mini insomma non province. sono più... Allora, sicuramente più si centralizza e peggio è, perché è difficile arrivare puntualmente sul problema. Quindi se un problema dobbiamo andare a risolverlo a Roma, ora che riusciamo a risolverlo è veramente molto problema non c'è complicato, più, no? ce ne sono altri. Ecco, sappiamo bene che se dobbiamo poi risolverlo in regione è più semplice, ma se dobbiamo risolverlo, cioè più in piccolo andiamo è più facile risolverlo. Sicuramente i costi aumentano, Certamente. sicuramente, questo lo metto sicuramente in bilancio, però avremo una risoluzione dei problemi forse più veloce. Questo sicuramente potrebbe essere un passo avanti rispetto a quello che è stato l'abolizione delle province. Bene, allora in questa prospettiva, in questa idea del sindaco di Campoformido, io ringrazio tutti i telespettatori, in particolare Erika Furlani e naturalmente auguri a Campoformido, Grazie. che è una cittadina molto conosciuta per il patto di Campoformido, no? Ma comunque sia si sta distinguendo proprio per questo incontro della tangenziale sud, Sì. che è stato una vittoria politica del sindaco Furlani. Grazie ancora e alla prossima. Grazie. Questa trasmissione è stata offerta da Aereco.